Un fenomeno per troppo tempo sottovalutato, quello dell'infiltrazione mafiosa in Veneto, che se non ha raggiunto i livelli emersi in Lombardia deve essere comunque contrastato attraverso maggiori controlli sugli appalti e sui meccanismi che possono facilitare il riciclaggio di denaro sporco. Di mafia in Veneto hanno discusso ieri sera il sindaco di Treviso Gobbo, magistrati e imprenditori veneti, insieme con Roberto Maroni, segretario della Lega Nord, ospite al Teatro Eden di Treviso in virtù dell'esperienza maturata come ministro dell'Interno, al quale è stato unanimemente riconosciuto l'impegno nel contrasto alla criminalità organizzata, ed è stato lo stesso Maroni ad assegnare la scorta al sindaco di Rosarno, Elisabetta Tripodi, che ai trevigiani ha raccontato la propria difficile esperienza di sindaco in terra di 'ndrangheta. Oggi, ha spiegato Maroni, le mafie hanno in dote una montagna di denaro fresco da riciclare ed in tempi in cui le banche hanno chiuso i rubinetti del credito, le organizzazioni criminali hanno gioco facile nell'investire i capitali di cui dispongono nelle aziende del nord in crisi di liquidità, allo scopo di impossessarsene. La mafia di oggi, avverte Maroni, quella di terza e quarta generazione, non è più quella con la coppola e la lupara, ma si presenta col volto di giovani colletti bianchi, laureati, professionisti che conoscono bene i meccanismi economici e finanziari di cui si servono con spregiudicatezza per infiltrarsi nel territorio. Come si combatte, come si contrasta? Non è la mafia della lupara che ammazza perché uno fa lo sgarbo, lo sgarro. Qui è la mafia degli appalti, dei soldi, principalmente del giro degli appalti pubblici. E le contromisure da mettere in atto sono quelle che sono già state studiate e che sono molte entrate nei vari pacchetti sicurezza e nelle normative che ci sono, cioè quella di mettere dei filtri per evitare che la criminalità organizzata vinca gli appalti pubblici.